Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parleremo dell'elemento terra. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, l'elemento terra è l'ultimo elemento che discende dalla Kasha, cioè dal piano dello spirito, dall'elemento dello spirito, ed è l'elemento concretizzatore. Anche per quanto riguarda l'astrologia, tutti i nati con valori di terra predominanti sono persone molto concrete, precise, meticolose, dedite al lavoro, in grado di sacrificarsi per raggiungere un obiettivo, ehm, e sono tutte, insomma, molto eh, persone molto pacate, seppur dal temperamento nervoso. Dunque, teniamo in considerazione che quando faremo le osservazioni su noi stessi per il lavoro di equilibratura, tutte queste caratteristiche che comunque, anche se abbiamo magari un altro elemento predominante, anche queste comunque sono presenti nell'insieme, nel complesso della personalità, magari in modalità più latente rispetto ad altre caratteristiche legate ad altri elementi. Come abbiamo detto, appunto, è importante il lavoro di osservazione proprio perché da esso derivano poi tutti i meccanismi di correzione, cioè tutti i correttivi prendono avvio proprio per colmare lacune eventuali o modulare eventuali eccessi o cose insomma che vanno portate più in equilibrio. Anche qui appunto, come ho già detto, facendo l'accenno su quelle che sono le caratteristiche principali, dobbiamo poi tenere anche in conto che esistono degli aspetti poi che sono il lato oscuro, diciamo così, della medaglia. Cioè, ricordiamoci che ogni elemento ha una polarità positiva e una polarità negativa. Pertanto, se è vero che la concretezza, la meticolosità e lo spirito di sacrificio sono elementi comuni di tutti quelli che sono le costellazioni di terra, e dunque parliamo di Vergine, Capricorno e Toro, è pur vero che questo elemento ha una sua zona d'ombra, un suo lato oscuro, che accomuna appunto tutte queste costellazioni e accomuna appunto le persone con la predominanza dell'elemento terra. Stiamo parlando di caratteristiche come forme di egoismo, possessività o eccesso di ambizione in alcuni casi. E dunque va osservato ogni volta dentro di noi quali sono appunto queste caratteristiche, in che momenti si manifestano. Soprattutto, per esempio, va rivissuto un pochino il nostro percorso, il nostro vissuto e indagato, diciamo così, valutato quali potevano essere invece altri comportamenti piuttosto che quelli che sono stati messi in atto. Se per esempio alcune situazioni non erano favorevoli o sfuggivano di mano o hanno dato esiti poco fruttuosi, è nostro compito ed è un bene per noi rivalutare cosa abbiamo fatto e provare insomma a considerare una reazione diversa. Questo esercizio di osservazione ci consente di uscire da quelli che sono i comportamenti meccanici. Gurdjieff usava dire che l'uomo è un uomo macchina e non aveva torto, in quanto siamo continuamente vessati dagli influssi astrali e che lavorano appunto attraverso il bilanciamento e la proporzione degli elementi dentro di noi, in quanto fanno da richiamo
e costituiscono eh, nella loro mescolanza la componente, cioè la base del nostro carattere. Appunto dal momento che questi elementi sono in misura variabile da soggetto a soggetto, alcune forze astrali agiranno maggiormente su qualcuno o su qualcun altro, meno probabilmente. Dunque, il correggere con l'esercizio, che può essere anche con l'uso della radionica, ma anche proprio con i correttivi che noi apportiamo sulla personalità, sulla base delle caratteristiche che riconosciamo collegati a determinati elementi, controbilanciandoli o aggiungendone di altri, ecco che andiamo a portare un equilibrio. In questo modo un equilibrio, non solo un equilibrio controllato, perché a quel punto noi conosciamo benissimo ogni aspetto di noi stessi, nulla più ci è ignoto di noi, osserveremo sempre con attenzione tutto. A questo punto, come dicevo, variando quella che è la proporzione degli elementi in modo consapevole, noi consapevolmente possiamo utilizzare queste forze astrali e dal momento che ne siamo consapevoli possiamo consapevolmente positivizzare il tutto. Ripeto che non va assolutamente fissata l'attenzione su quello che è il positivo o il negativo, cioè il giusto o lo sbagliato, perché come ho già detto in altre occasioni, nel momento in cui la personalità è posta in equilibrio, lavorando appunto sugli elementi dentro di noi, automaticamente gli atteggiamenti e i comportamenti saranno anch'essi in equilibrio. L'elemento terra perché è tanto importante in magia? Non solo è importante in magia, ma è importante anche nell'ambito quotidiano, perché ci dà quella spinta alla concretezza che altri elementi non hanno. Ad esempio, l'elemento aria è straordinariamente rapido nei pensieri, ma manca completamente di quella capacità di radicamento e di mettere in atto i suoi progetti. Dunque capirete benissimo quanto sia importante che tutte le componenti siano rappresentate all'interno appunto di un quadrato di nascita che è appunto un'indagine astrologica di tipo antico magica e nel momento in cui ci rendiamo conto che qualche aspetto è carente, appunto poter intervenire a bilanciare. Dunque la Terra nel momento dell'applicazione dei rituali viene rappresentata dal sale generalmente, dal sale oppure se qualcuno ha raccolto qualche sasso o qualche manciata di terra anche del giardino, però il sale si presta benissimo, anche il semplice sale da cucina, alle operazioni di tipo magico. È importantissimo appunto che sia presente perché diciamo che è un'offerta che si dà alle intelligenze e agli spiriti, diciamo così, degli elementi. Dunque è come chiedere la loro compartecipazione nel momento in cui appunto muoviamo determinate forze astrali. Ed è anche il motivo per cui c'è questa capacità di porre in atto, di concretizzare e di trasformare dal piano eterico al piano materiale le vibrazioni e le forze che noi andiamo ad innescare, è per questo motivo che i resti di candela generalmente alla fine dei rituali eh, vanno seppelliti. Anche se spesso ho letto, ho visto, ho sentito di gente che li butta nel water oppure chi li getta bidone dell'indifferenziato, io penso che vada considerato sempre la sacralità delle cose e dei gesti che noi imponiamo, soprattutto durante un rituale. Ricordate che è importantissimo l'atteggiamento del ritualista, quanto più
percepite la sacralità e quanto più percepite un'elevazione morale, un, un sentimento proprio di sacro, di elevato e di puro, ecco, tanto più si manifesterà appunto nei risultati che noi otteniamo. Cioè ricordiamoci sempre che l'intenzione dell'officiante è una componente importantissima. Infatti domani, nel prossimo video, parleremo appunto dell'elemento spirito, perché non è altro che la volontà, l'anima stessa dell'operatore. E comunque al di là dell'operatore è la volontà e l'anima stessa della persona. Pertanto non può essere un elemento da trascurare. Importantissimo dunque, ne parleremo comunque domani. Con oggi potrei suggerirvi un esercizio per entrare in contatto maggiormente con l'elemento terra, per percepire appunto la sua azione su di noi. È importante per esempio l'esercizio del radicamento, eh, anche questo ci possiamo avvalere del respiro, della respirazione, ma a differenza delle altre esercitazioni proposte, non faremo, se volete potrete farlo, cioè di inalare, immaginando di inalare l'elemento terra. Qualcuno lo trova particolarmente difficile perché psicologicamente si sente soffocare. Dunque, diciamo che forse è da proporre in un secondo tempo e in un primo tempo, diciamo, è suggeribile di esercitarsi con il radicamento perché è importantissimo. A questo punto ci poniamo in una posizione comoda, chiudiamo gli occhi, eh, ci focalizziamo sulla nostra respirazione per un ciclo di 3 lunghi respiri e in modo insomma da diventare presenti, essere presenti a noi stessi e sgombrare un po' la mente. Soprattutto cerchiamo di focalizzarci su il rilassamento di quello che sono le tensioni muscolari e a questo punto sposteremo la nostra attenzione, generalmente quando meditiamo la nostra coscienza è qui all'altezza del terzo occhio, immagineremo insomma di discendere fino alla pianta dei piedi e una volta discesi alla pianta dei piedi immagineremo appunto che dalla pianta dei piedi si dipartono tutta una serie di radici. Queste radici che inizialmente partono sottili e si muovono un po' in tutte le direzioni, mano a mano che affondano si inspessiscono e dunque proprio come le radici di un albero che discendono nel sottosuolo vanno a cercare il nutrimento dal centro, dal cuore della terra. Ricordiamoci appunto che una volta raggiunto il cuore della terra, proprio come fanno le radici degli alberi, trarremo il nostro nutrimento, lo succhieremo tramite queste radici e con la nostra visione interiore percepiremo appunto questo nutrimento risalire, fare il percorso inverso rispetto alla discesa delle radici, ripassare attraverso la pianta dei piedi e saturare lentamente tutto il corpo. Questo nutrimento si va a riempire, va a colmare ogni cellula del nostro corpo, ci dà una sensazione di pienezza, di concretezza, di capacità di procurarci tutto quello che è veramente necessario non solo alla sopravvivenza, ma a una vita dignitosa e faremo appunto questa ricarica quantomeno per qualche giorno e percepiremo non solo maggiore chiarezza mentale, ma anche una maggiore capacità di mettere in atto, insomma, le strategie e le idee che abbiamo giornalmente, insomma. Non solo, ci aiuterà anche a sentirci più forti, più presenti e più collegati con tutto il mondo che ci circonda e insomma percepiremo appunto
di essere in grado di procurarci ciò di cui abbiamo bisogno. È una bellissima sensazione, chiaramente è importante e potremmo ricorrere a questo esercizio ogni volta che sentiremo magari qualche forma di timore o ehm, una svagatezza mentale che prende il sopravvento e che ci porta a essere un po' meno concreti. Con questo io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi saluto, saluto con tantissimo affetto i miei iscritti, grazie per seguirmi ogni giorno e vi do appuntamento alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.